Come nasce l'idea di questa serata e soprattutto in ricordo a Stefania? Diciamo che è la continuazione di un service perché Stefania era una nostra socia, primo vice governatore ed era molto sensibile al discorso dei bambini, dei gaslini e noi abbiamo voluto ricordarla portando avanti un progetto che in qualche modo lei aveva visto, aveva avuto sensazione, non è un qualche cosa che con oggi, con la consegna del service finisce, ma va avanti. Mamma era molto attiva nel Lions. Era attiva nel Lions, aveva a cuore il Gaslini, perché io stessa da bambina ho passato un lunghissimo periodo al Gaslini, forse troppo, e quello che ha sempre detto è: se sei qui è grazie al Gaslini, per cui è il modo migliore questo. Si alterneranno sicuramente momenti di tristezza, momenti di gioia, perché comunque è un'iniziativa che va a favore dei bambini, quindi sicuramente non ci sarebbe modo migliore per ricordare mia mamma. Il loro service è dedicato alla sala medica del prossimo nato, che sarà il mantello, che è il day care. L'hospice avrà un suo day hospital e quindi loro ci hanno dato una mano ad allestire la sala medica. Siamo in procinto di iniziare i lavori, dovrebbero iniziare per maggio e credo che con settembre, massimo ottobre, accoglieremo il primo bambino nel nostro mantello. È una serata che celebra un'attività di servizio significativa che ha riunito le attività di tanti club nell'anno scorso, proprio perché Stefania aveva a cuore, era sempre vicina alle realtà e ai bisogni dei bambini e del Gaslini, e quindi sembrava significativo ricordarla con un aiuto dove lei avrebbe avuto piacere ad aiutare. Tutti i Lions del Tigullio hanno collaborato per questa serata. Sì, assolutamente. Lavorare tutti insieme ci permette di raggiungere risultati più grandi. Questo risultato della realizzazione della sala medica a lei intitolata dei hospice del guscio, che fa un po' il mantello, come ci spiega il dottor Manfredini, del guscio dei bimbi, è il primo step. Poi vorremmo andare avanti creando network all'interno di questo day, e quindi anche questa sera sarà in parte devoluta già all'inizio di questo nuovo progetto.